cercando un attimo solo. Ecco. Così risolviamo il problema. Sì. E in relazione al procedimento per cui oggi è processo. Deve premere il tasto. Presidente, è una richiesta di trascrizione di 2 telefonate, una è intervenuta fra Bruno Romano e la moglie Carla Amadio e una tra il professor Romano e la dottoressa Avitabile. Questa dimostrazione ovviamente per quanto attiene all'Avitabile degli ulteriori contatti che ha avuto col professor Romano sul tema. Se le date di queste conversazioni telefoniche sono del 4 giugno 97 e del 7 giugno 97. L'esigenza di questa trascrizione è sopraggiunta ovviamente a seguito delle dichiarazioni dell'Avitabile che prima non avevamo. Questa trascrizione da chi è stata operata? C'è un brogliaccio da parte della polizia giudiziaria, però non è stata trascritta perché allora, cioè al momento in cui venne fatta, non venne ritenuta rilevante. All'esito delle dichiarazioni invece rese a dibattimento dall'Avitabile, la dottoressa Avitabile ritiene questo pubblico ministero che siano rilevanti. E le bobine relative dove si trovano? Sono depositate presso la Corte d'Assise. Comunque io l'ho fatta per iscritto in modo che la Avete Corte... le indicazioni del numero? Sì, telefonata del 4-6-97 alle ore 9:26, giri 3746, 3771. Va bene, sentiamo adesso il parere della parte civile e dei difensori, degli imputati. No. La parte civile. Guarda Andreozzi, a nome anche degli altri colleghi di parte civile, non ci opponiamo all'acquisizione del documento. Quando si scalchi difesa Ferraro si rimette alla Corte, non si oppone. Gli altri difensori? Presidente, difesa Bascio, avvocato Coppi in difesa anche del professor Romano, richiede che questa richiesta istruttoria da parte del pubblico ministero sia tardiva perché la rilevanza poteva essere già individuata all'inizio del dibattimento. Sì. Altri difensori? Tutto tace. Ci riserviamo. Possiamo fare? Sono problemi. Non prima ci sono dare un'Italia dopo. Grazie. Molto attenti qui i giudici lì. Speriamo di notte quando parla sempre che ci la camera in bocca. Ci sia un problema con le bobine. C'è un problema con le bobine, non è così un libro che c'è scritto. Vabbè, poi lo risolveranno. Poi si deve verificare.
fatte le domande, no? Non credo perché non fatta questa cosa. Perché mai quasi devi tagliare il nastro e ritornare, non le confidenze. La Corte, sulla richiesta del Pubblico Ministero, sentite le parti, dispone estendersi l'incarico peritale in relazione alle conversazioni 4 e 7 giugno 1997 menzionate dal Pubblico Ministero, dando incarico al perito Nicoletta Benedetti, che viene convocata per venerdì prossimo al fine di ricevere il relativo incarico. Allora incominciamo con i testimoni. Grazie. Ricordo che il Pubblico Ministero ieri aveva fatto presente che molti nominativi dei testi indicati nelle liste della difesa non contenevano l'indicazione specifica dei testi stessi. Poi c'era anche da specificare esattamente la data di nascita e la residenza del signore Domenico Condemi. Si è provveduto? Prego provvedere. Prego. Si provvede in questo. Si provvede adesso. Benissimo. Sì, Presidente, lo ricevo in questo momento. Va bene. Ma già è stato consegnato al Pubblico Ministero? È già stato consegnato? Sì, sì. Allora, No, era per quanto riguardava questi altri, ieri ho presentato la nota, Presidente. il testo. Allora, buongiorno. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo, con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Sono Massimo Tramonte, nato a Roma, 15/7/70. Fotografo. Pubblico Ministero. Grazie. Lei che attività svolge in quest'Aula? In quest'Aula svolgo l'attività di fotogiornalista, sono qui appunto per fare questo lavoro, raccontare quello che succede tramite appunto le foto. La sua attenzione generalmente da cosa viene attirata nell'ambito del processo? Qual è il suo metodo per scegliere gli attimi da fotografare e quelli da non fotografare? Beh, la mia attenzione viene presa dal fatto, è nata da ogni movimento, da ogni gesto dei test che si mettono ovviamente seduti qui. Un gesto che potrebbe essere, non so, una mano così, un gesto, una qualsiasi cosa che possa... Quindi lei mi sta dicendo che è molto attento all'osservazione dei testi che vengono a deporre? Senza dubbio, sì, sicuramente. Sì. Ecco, senta, ci può in qualche modo riferire sul periodo di osservazione che lei ha avuto nei confronti del test La Porta Stefano? Quando è iniziato, cosa ha notato? Sì, è iniziato quando il test è entrato. La mia attenzione già da lì è stata presa dal fatto che quando è entrato... Deve parlare al microfono. Sì, quando questo ha fatto l'occhiolino guardando questo tavolo. Poi si è messo seduto e dopo un po', io ho detto dopo circa 10 minuti, ma non sono sicuro, poi è un quarto d'ora, dopo un po', non ricordo il momento insomma in cui è stato fatto di nuovo l'occhiolino. E lei come ha fatto a fotografarlo proprio nel momento in cui faceva l'occhiolino?
E come ho fatto? Cioè c'era già la macchina puntata sopra? Sì, ma certo, la macchina era già puntata, sì, ero incuriosito dal fatto, appunto cercando gesti, movimenti, e la mia attenzione era cresciuta proprio dal fatto che così volevo ovviamente cogliere un momento particolare, senza poi... Senta, ma lei, il momento della foto era la seconda volta che faceva lo Il momento della foto è la seconda volta, perché la prima volta è entrato e camminando l'ha fatto la strizzatina, poi la foto poi insomma rappresenta benissimo che lui stava seduto e l'ha fatto la seconda volta. La prima volta era indirizzata al tavolo, come le applaudo di tavolo, al tavolo dove è seduto il pubblico ministero, dove è seduta la difesa di Ferraro o quella di Scattone? No, dove è seduta la difesa di Ferraro? Ho capito. Io al momento, se lei può ricordare, vorrei che lei facesse memoria su un particolare. Se ricorda per caso se il secondo occhiolino, quello che lei ha fotografato, veniva dopo una risposta o al momento di una domanda, e se ricorda chi aveva fatto la domanda. No, questo non lo ricordo assolutamente, perché... No, non lo ricordo assolutamente, no. Beh, basta così. Va bene, la ringrazio, non ho altre domande, Presidente. Parte civile? Nessuna domanda? Volete fare le domande? No? Può andare, grazie. Presidente, il pubblico ministero chiede poi ovviamente se è possibile avere il verbale delle dichiarazioni del test oggi presente. Scusi Presidente, mi consente una richiesta su questo punto. Intanto vorremmo sapere la finalità della richiesta di questo verbale, il quadro processuale entro il quale si inserisce la finalità a cui è diretto, ma questo per una semplice, francamente, curiosità tecnica, processuale, perché non riteniamo che questo episodio valga più di tanta attenzione. Poi chiediamo alla Corte fin da ora di volere acquisire su questa deposizione alla porta il filmato RAI, che offre tutta la sequenza dell'andamento e dà tutte le risposte. Ma non c'è contraddizione in quello che lei dice. Prima parla di irrilevanza della questione e poi chiede alla Corte di acquisire tutta la registrazione La RAI. rilevanza è un mio commento, ma evidentemente non è condiviso dal pubblico ministero. Per il rispetto della parità delle parti io voglio soddisfare la rilevanza che attribuisce il pubblico ministero a questo fatto con l'intero filmato RAI. Chiaro che per me non ha rilevanza, ma non sono solo io a dover giudicare. La richiesta del pubblico ministero... Aspetti, pensavo di dato che dover... c'è stato un intervento, altri interventi della difesa, parte civile o imputati? Nessuno? Nessun rilievo? La richiesta... Chiedo scusa Presidente, i rilievi ce ne sarebbero molti da fare, soprattutto da parte della parte civile. Ma non riteniamo che i rilievi alle richieste del PM e alle richieste della difesa vadano fatti in sede processuale. Noi riteniamo di non dover commentare assolutamente quello che Sì, ma siccome io voglio garantire la dialettica processuale noi al la massimo, ringraziamo di questo. e io mi rivolgo sempre, perché qualcuno di voi potrebbe presentare qualche rilievo o osservazione utilissima ai fini del decidere da parte della Corte. Presidente, sarebbero rilievi che non sarebbero utili ai fini del decidere, quindi ci asteniamo, ma ringraziamo la Corte per averci dato la possibilità di poterli Cosa effettuare. che farò sempre, proprio perché rispetto la dialettica processuale e la voglio condurre fino in fondo. Pubblico Ministero vuole Sì, spiegherò i motivi della mia richiesta. Presidente, come lei sa, per averlo questa pubblica accusa già anticipato, esistono presso la Procura della Repubblica e quindi presso il mio ufficio alcuni fascicoli aperti per il reato di cui l'articolo 372, falsa testimonianza, a carico di Laporta Stefano e altre persone. È interesse del pubblico ministero acquisire tutte quelle testimonianze che vengono rese a dibattimento in ordine a questi procedimenti aperti presso la Procura della Repubblica, perché è noto che il Codice di procedura penale attribuisce alle dichiarazioni rese in dibattimento un valore di prova pieno, cosa che non fa nei confronti delle dichiarazioni che invece lo stesso teste potrebbe rendere innanzi al pubblico ministero. Quindi è solamente un'acquisizione probatoria per in qualche modo procedere a un'istruttoria con atti formati nel dibattimento. Sì.
Per quanto attiene al filmato RAI, che oggi ha chiesto l'avvocato, possiamo sin d'ora dire che è stato richiesto sin dal primo giorno e che per motivi tecnici la RAI ancora non ce l'ha fornito e che comunque una volta che sarà a disposizione di questo pubblico ministero sarà a cura di questo pubblico ministero fornire copia all'avvocato richiedente per ogni sua valutazione. Allora, per quanto concerne il filmato RAI, per quanto concerne poi la copia del verbale del Dipartimento di oggi, io ricordo il contenuto dell'articolo 116 del Codice di procedura penale, dove si dice che durante il procedimento, dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio di copie degli atti. Il pubblico ministero ha richiesto il verbale e il Presidente la Corte autorizza il rilascio. Prego, s'accomodi. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì. Nome, cognome e qualifica. Ispettore capo Motta Filippo. È in servizio presso? La squadra mobile di Roma. Grazie. Senta, Ispettore Motta, lei ha fatto numerose perquisizioni nell'arco di questo anno, antecedenti diciamo, al periodo di maggio 97 fino ad oggi. Sì, appartiene alla normalità fare delle perquisizioni. Ne ha fatte anche durante il periodo in cui era incaricato delle indagini nei confronti dell'omicidio di Marta Russo, degli autori dell'omicidio di Marta Russo? Sì. Quindi non è che lei ha fatto solo questo tipo di perquisizioni, durante l'indagine ha svolto anche altre indagini nei confronti di altri procedimenti? Sì, anche altre attività. Ho capito. Senta, e le modalità con le quali lei ha operato le perquisizioni in genere sono sempre le stesse o in qualche modo cambiano? Più o meno rientrano tutte quante nella normalità, nel modo di operare normale. Usate i guanti durante le perquisizioni? E se No. sì, in quali occasioni? Usiamo i guanti, ma giusto quando abbiamo dei problemi di igiene o quando si tratta di non lasciare impronte, nei casi in cui non dobbiamo lasciare impronte per eventuali controlli successivi a livello dattiloscopico. Ho capito. Senta, nel caso di specie, lei quando è l'ultima volta che ha sparato con la sua pistola d'ordinanza? Pubblico ministero, prima chiediamo che cosa ha fatto per quanto concerne il processo oggi Vabbè, come lei da desidera. trattare. Ci può dire che attività ha svolto in ordine al processo per cui oggi siamo qui? In merito al processo ho svolto l'attività della perquisizione a casa di Ferraro, successivamente al suo arresto. Quindi, Ecco, ci può raccontare come è avvenuta la perquisizione e se vi siete mossi su decreto? E quando è avvenuta? sì, ci siamo mossi a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare e potrei consultare gli atti? Sì, Per è con me gli atti. autorizzato. Grazie. Praticamente la perquisizione si è svolta da mezzanotte e un quarto fino all'1:45 più o meno, e praticamente presso l'abitazione di Ferraro. In quel caso, visto che Ferraro era presso i nostri uffici, ci siamo fatti assistere da Pellegrini Giampiero, un vicino di casa. Quindi praticamente abbiamo controllato l'intera abitazione a fine principale di ricercare la pistola utilizzata per l'omicidio. Sì, scusi se la interrompo, lei ha parlato di questa operazione che è iniziata un po' prima delle ore 24 ed è terminata No, un po' dopo, un po' mezzanotte e dopo. 15, sì. È terminata all'1:45, di quale giorno? Del giorno 15 praticamente. Sì, ecco, prosegui. In pratica abbiamo controllato l'intera abitazione, abbiamo sequestrato della documentazione e
E un successivo ingresso abbiamo anche sequestrato le borse che poi sono state repertate dalla polizia scientifica. In un successivo? Ingresso. In pratica c'era stato, inizialmente non erano state sequestrate, erano state individuate, tant'è vero che io le avevo svuotate per... Allora parliamo della prima perquisizione Sì. domiciliare. Cosa avete sequestrato? Abbiamo sequestrato della documentazione, un attimo solo. Abbiamo sequestrato un'agenda di colore marrone, un'agendina telefonica, un'agendina plastificata, un'agenda di colore viola, un'agendina di colore verde e un computer portatile. Poi successivamente ci è stato detto di prendere anche le borse, siamo rientrati praticamente subito dopo. Aspetta, allora. Scusi pubblico ministero, ma vogliamo capire lo svolgimento dell'azione. Sequestrate queste agende, queste documentazioni, siete usciti dalla casa? Siamo usciti dalla casa, abbiamo chiuso. A che ora? E come da verbale di perquisizione all'1:45 più o meno. E siete rientrati? Siamo rientrati subito in questura? ufficio, tanto è vicinissimo. E dopodiché praticamente ci hanno detto di rientrare per portare via quelle borse. Sì. E siete ritornati sul posto? Siamo rientrati sul posto. A che ora? Poco più o meno alle 2 in pratica. Siamo rientrati e abbiamo preso le 2 borse che erano già state svuotate, quindi erano già chiuse e le abbiamo portate via. Svuotate, pubblico ministero, Sì, svuotate allora- da chi? Svuotate da me. Avevo controllato personalmente le 2 borse in quanto tra i tanti controlli che avevo fatto all'interno dell'abitazione mi ero occupato di svuotare le borse per controllare il contenuto, controllare un attimino il contenuto. La seconda volta che siete rientrati, avete avvisato qualcuno? Vi siete fatti assistere da qualcuno? No, non ci siamo fatti assistere in quanto non avevamo da fare ancora una perquisizione, ma semplicemente sequestrare le 2 borse, portare via le 2 borse in pratica. Comunque era tardi la seconda volta? Sì, erano le 2 passate e praticamente ci siamo fatti ridare le chiavi da Ferraro e siamo riandati subito presso l'abitazione. Quindi le chiavi l'imputato Ferraro ve le ha restituite una seconda volta? Sì. E non ha avuto nulla da obiettare? No, non ci ha detto nulla di particolare. Senta, ci può in qualche modo descrivere l'operazione di svuotamento delle borse? In pratica ho preso le 2 borse, le ho rivoltate facendone cascare i libri e dell'altra carta che c'era all'interno. Okay. Dopodiché ci ho guardato dentro e basta, ma senza far altro. Per svuotare la borsa ha messo le mani dentro o ha semplicemente svuotata? No, ho semplicemente rivoltata e fatto cadere tutto quello che c'era dentro. Poi è stata richiusa la borsa? La borsa poi è stata richiusa e sono state poi riposte lì a terra a casa di Ferraro, dove le abbiamo riprese quando siamo rientrati. Sempre chiuse come la lasciate? Sì, erano sempre chiuse. E così chiuse sono state portate via? Così chiuse sono state portate via e fino in ufficio. Dopodiché sono state consegnate. Fino in ufficio. Ci dovrebbe descrivere se le borse, appunto, le borse erano chiuse, dove sono state riposte, in che punto della macchina? Se sono in macchina sui sedili, dopodiché come sui sedili? Poggiate sui sedili. Ecco, la parte posteriore appoggiata sul sedile, la parte alta della borsa? La parte alta in alto, praticamente poggiata come se fosse come... Quindi c'erano due superfici che poggiavano, quella sotto e quella al lato? No, soltanto quella sotto poggiava sul sedile. E le altre dove poggiavano? Le altre erano praticamente al lato della macchina. Ho capito, quindi poggiavano sullo sportello. Quindi il tragitto in macchina, poi questa borsa viene prelevata e consegnata a chi? È stata consegnata la mattina stessa all'ispettore Solimene, a cui che poi ha curato la repertazione. Ho capito. Senta, lei l'ultima volta che ha sparato con la sua pistola d'ordinanza quando è stato? È stato
se non ricordo male, a ottobre dell'anno precedente, del 96. Nel 96. Lei ha delle calibro 22 in sua dotazione personale? No, Ha sparato con dei fucili da caccia? no, mai sparato con altro se non con le armi di ordinanza. Senta, nella macchina che voi avete usato per il trasporto, quante persone c'erano? Lei? Eravamo la pattuglia, cioè quelli che risultano dagli atti. Sono oggi presenti? No, ci sono soltanto io. Soltanto lei. Ha esibito anche i tesserini dell'ultima volta che hanno sparato anche le altre persone? No, se non degli altri che ci sono presenti, e comunque diciamo le borse le ho prese soltanto io. Quindi la borsa è stata toccata solo da lei? Solo io. Può escludere che in sua presenza qualcun altro abbia messo le mani all'interno della borsa? Sì, questo sì. Va bene. Io Presidente al momento non ho altre domande. Sì. La difesa a Ferraro. Se può precisare, in relazione a quanto lei ha detto circa le operazioni di perquisizione che ha fatto, se questa serie di operazioni che nell'ambito del suo compito, del suo servizio ha svolto, le ha svolte dall'ottobre 96 fino all'epoca di questo sequestro. Ne ha fatte operazioni? Sì, ottobre 96. Operazioni sì. Che hanno implicato anche sequestri di armi, per evitare di andare a controllare tutto, insomma, se lei può ricordare. In questo momento non ricordo, ma non mi sembra di aver sequestrato armi da quella data più o meno. Ricorda che tipo di perquisizioni rilevanti ha fatto su oggetti che possono contenere questi elementi? Come lei comprende bene che stiamo facendo un'indagine che ha ad oggetto il fatto che, non essendosi usati guanti. Guardi, ho fatto altre perquisizioni, ma non ricordo di aver sequestrato armi. No, altri oggetti, ricorda le cose più rilevanti che può avere sequestrato nel corso di queste perquisizioni? Ricordo in Ne particolare... facciamo tante, quindi bene. non saprei risalire a quali sono state fatte da ottobre e quali sono state fatte prima di ottobre e via così. Comunque tante, benissimo. Volevo dire, quando sono stati redatti, lei ha redatto un solo verbale o due? Siccome lei ha parlato di due... È stato redatto un solo verbale di perquisizione, perché di una perquisizione si trattava, ed è stato redatto un solo verbale di sequestro. Dopodiché c'è un'annotazione che specifica che parla del secondo ingresso. E perché è stato redatto un solo verbale? Perché un solo verbale? Di perquisizione? Sì. E quando? Perché e quando è stato redatto il verbale di perquisizione e il verbale di sequestro sono stati redatti successivamente al nostro quando siamo rientrati, diciamo, praticamente in ufficio, dopo aver preso anche le borse. Sì. Lei aveva detto che le è stato detto di andare a prelevare specificamente delle borse? Sì. E da chi? In che circostanza? Guardi, passato un anno non saprei chi è che mi ha detto, in quanto quella sera, praticamente quella notte, l'ufficio era pieno, probabilmente è stato qualche funzionario, se non il dirigente addirittura. Ma quando lei è arrivato con gli oggetti, quindi si è apprestato a redigere il verbale, sì o no? Sì, una volta rientrato in ufficio abbiamo poi, diciamo, redatti i verbali. E che cosa è accaduto? Perché non l'ha redatto? Perché non l'ha redatto il verbale dopo la prima andata presso la casa dove... Abbiamo avuto giusto il tempo di rientrare, ci hanno detto... Se può descriverlo, insomma... Siamo appena rientrati in ufficio, ci hanno detto di riuscire subito, quindi non abbiamo redatto subito il verbale. Che non ha detto a lei e pure agli altri? Cosa? A lei? A lei, alla pattuglia che aveva operato la prima perquisizione. Quindi eravate tutti presenti quando si è verificato questo nuovo ordine, questa disposizione? Siamo andati lì. Ora non ricordo se è stato detto specificatamente a me o eravamo tutti quanti presenti. Ma siete andati tutti assieme le due volte? Lo ricordi bene? Perché... La seconda volta siamo andati sicuramente tutti insieme, siamo riportati tutti insieme sugli atti, saremo andati tutti insieme. Lei lo dice perché ovviamente è riportato sugli atti, ma sugli atti, poiché l'atto è uno,
Le due perquisizioni sono state fatte tutte e due dalle stesse persone, sì o no? Sì, ma la seconda volta non si è trattato di una perquisizione, non abbiamo avuto bisogno di controllare nulla, abbiamo semplicemente aperto la porta e preso le due borse che stavano proprio lì. La casa è quella che è. Sì, comunque è una perquisizione, è un atto, insomma, no? È stato ritenuto. Volevo capire, lei ha detto che ha preso le due borse, ma le due borse, la indicazione che lei ha ricevuto riguardava specificamente le borse perché? Mi è stato detto di prendere se c'erano delle borse di pelle e delle borse, diciamo, delle 24 ore. Sono ricordato che c'erano due borse che avevo svuotato e siamo rientrati per prenderle. Ricorda che il contenuto, lei ha detto in sintesi che c'erano dei libri, può ricordare quanti più o meno? No, quanti no, ci pieni. stavano dei libri dentro, stavano dei libri e delle fotocopie, qualcosa del genere. In entrambi i libri? In entrambe le borse? Scusi, le borse? Penso di sì. Insomma, non posso essere più preciso, in definitiva abbiamo dovuto controllare l'intera casa, ora di preciso cosa ci fosse in ogni borsa non me lo ricordo. Perché ha ritenuto di prendere solo le borse senza portarle così come le trovava? Le era stato detto che bisognava prendere solo le borse? Erano già state svuotate all'atto della perquisizione. Della prima? Della perquisizione, sì. Cioè del primo accesso, esatto, quando così. C'era Pellegrino. Come? Quando c'era il presidente Pellegrino. In quel momento sono state svuotate perché lì abbiamo fatto la perquisizione e di conseguenza abbiamo controllato se c'erano delle armi. Dopodiché le borse sono state chiuse, quando sono rientrato la seconda volta le ho semplicemente prese e portate via. Ok. Volevo domandarle una cosa in relazione nel verbale, abitualmente nel verbale di sequestro e nella relazione di servizio che lo accompagna, voi indicate il riferimento all'ultima volta in cui avete fatto uso delle armi? Abitualmente? No, cioè infatti il riferimento sul verbale di sequestro non c'è. Esatto. Volevo sapere se è corretto che non ci sia. Corretto che non ci sia, sì. È corretto che non ci sia. E quando è che lei ha redatto una relazione dove ha fatto riferimento all'ultima volta? La data non la ricordo, penso che ci sia sul verbale, dovrebbe essere lo stesso giorno, la vediamo. No, insomma, se può, perché poi... Avvocato, è stato autorizzato a compulsare, sì, le sue relazioni? Poi magari le prendiamo, insomma. Mi sembra che dovrebbero far parte del fascicolo del dibattimento, non so, vediamo trattandosi di perquisizioni e di provvedimenti due. Di sequestro. Sì. Eventualmente l'acquistiamo per agevolare la data del 15/6/97, quindi è stata fatta lo stesso giorno. Sì, ma quando è stata poi data questa seconda relazione? Lei ha detto che non la dà al momento in cui redige il verbale di sequestro e ha detto che non si fa mai questo tipo di riferimento. È stato chiesto di farla, probabilmente c'è stato chiesto di farla in relazione al fatto che dovevano essere fatte delle analisi. Ecco, allora io le posso far presente che lei trasmette solamente in data 16 ottobre queste, su richiesta del pubblico ministero. Non so se negli atti del dibattimento, altrimenti possiamo mettere a disposizione. Quindi a ottobre del 1997. Beh, comunque l'annotazione è stata fatta in data 15/6. No, questo, insomma, ci affidiamo alla sua parola perché non c'è nessuna... Se c'è la data sopra, è fatta sicuramente in quella data. Ma non è questo che mi interessa. Chiedo scusa Presidente, c'è una data, se vuole posso fornirla anche al difensore, c'è una data di pervenuto 20 giugno 97. 16 ottobre c'è qui, guardi, io mi permetto di leggere perché così è più chiaro per la cosa. In data 16 ottobre 1927 il dottor Nicolò D'Angelo scrive alla Procura della Repubblica, dottor La Speranza, e al Servizio di Polizia Scientifica, consulente tecnico del PM Giacomo Falso, che viene informato, come disposto dal sostituto dottor La Speranza, si trasmettono le annotazioni redatte dal personale di questo ufficio che ha preceduto al sequestro dei reperti delle operazioni di rilevamento dei residui dello sparo, copia dei libretti di tiro relativi ai medesimi dipendenti
nonché dei verbali di repertazione da parte di personale della Polizia Scientifica. Sì, Presidente, posso spiegare? Integriamo col documento del PM. No, posso spiegare, Presidente, perché le annotazioni sono state richieste immediatamente, tant'è vero che c'è un pervenuto presso il mio ufficio del 20 giugno 97. Non contenti di queste annotazioni, abbiamo richiesto anche i libretti di tiro per evitare che poi ci fossero sorprese e infatti poi ci sono state rimandate le annotazioni con i libretti di tiro in epoca successiva. Sì, Presidente, io ringrazio del chiarimento che francamente a me non chiarisce nulla, però dico, metto a Siamo disposizione. d'accordo proprio per consentire alla Corte di poter immediatamente verificare il contenuto di questi documenti. Potete produrre copia dei documenti stessi? Sì, faccio subito. Faccio vedere quello che ho. Scusi, posso dare questa? Alla signora. No, sopra. Fotocopie, 2 fotocopie. Aspetti, anche quella del pubblico ministero. Aspetti un attimo, le sta bisognando l'avvocato Cartolano. È stato un eccesso di zelo, non ci siamo soddisfatti solo della notazione, abbiamo voluto anche i libretti di tiro. Eccoli qui. Mi permettete una battuta? Come no, Presidente, se ne è sempre gradite le sue Mai battute. troppo zelo. Napoleone Bonaparte. Presidente, chiedo scusa se approfitto della pausa tecnica. Abbiamo in aula materiale fotografico relativo agli oggetti sequestrati? Voglio dire, tra i fascicoli a disposizione della Corte. Ai fascicoli che abbiamo noi dibattimentali? Che avete qui in aula adesso a disposizione? Controllo. Le do questa facoltà. Allora possiamo riprendere l'esame? Sì, devo completare molto rapidamente. Vuole dirmi se sa nulla dei libretti di tiro, insomma, come si chiamano, dell'ispettore Granieri, del vice ispettore Salierno e dell'assistente Svezia che, come lei riferisce, hanno partecipato con lei a tutte queste operazioni? No, non ne so nulla. Non ne so nulla. Lei ha detto è stato chiesto solo a lei? È stato richiesto solo a me perché ho toccato soltanto io le borse. Ma chi richiedeva, colui il quale le ha fatto questa richiesta, sapeva da lei che aveva toccato solo lei? Come? Sì. Cioè non è che si è attenuto al verbale? Cosa? La persona, l'autorità, l'inquirente che ha fatto la richiesta, evidentemente faceva la richiesta ha chiesto chi è, probabilmente ottobre, ha chiesto ma chi mi è. ascolti perché può darsi che ci aiutiamo reciprocamente. Fa la richiesta a ottobre, così come da nota di risposta dell'ottobre del 1997, per dare delle notizie al consulente del PM, cioè al dottor Falso. È una richiesta che nasce a ottobre, perlomeno quella che interessa a noi. E come fa a fare la richiesta solo a lei? Dove risultava che solo lei aveva toccato la Opposizione, borsa? Presidente, non è così, il dato non è esatto sulla domanda. Comunque a noi interessa sapere Il soltanto dato l'ha detto- la posizione del teste. Lei ha avuto questa Il richiesta. dato l'ha dato lui. È in grado di indicare chi è che le ha fatto questa richiesta? Un attimo. La richiesta di cosa? Dell'annotazione, per fare l'annotazione questa del 15/6/97? Sì. Sarà stato qualcuno dei funzionari o il dirigente che mi avrà richiesto di fare una annotazione su come ho preso le borse e a chi sono state consegnate. Sì. Bene, poi In più mi ha chiesto di indicare quando è stata l'ultima volta che ho sparato, e questo in data 15/6/96. e lui per quanto riguarda la sua attività ha risposto. Per quanto riguarda le attività degli altri colleghi, chiederemo agli altri colleghi. Sì. Presidente, lei comprende che la mia domanda nasceva da quanto riferisce il test, cioè che egli riferisce di essere stato soltanto lui colui il quale materialmente ha toccato questa borsa, e questo lo sappiamo oggi da lui.
E vorremmo sapere come si faceva a saperlo all'epoca in cui gli è stata fatta questa richiesta, che doveva investire chiaramente tutti coloro i quali avevano partecipato alla perquisizione, non essendovi scritto niente in questo verbale di perquisizione. Allora forse si potrebbe fare questa domanda, se permette. Prego. Certamente. Chi che comandava questo gruppo? Ero io. Lei è il capo pattuglia? Capo pattuglia, sì. Gli altri chi erano? Agenti, Erano, ispettori? se non ricordo male, un vice ispettore, un ispettore e un assistente. Glieli ho letti. È stato lei a individuare le borse? Sì. Gli altri hanno partecipato a toccare le borse? No. È stato lei che ha rovesciato le Ho due rovesciato borse? le borse e ne ho tolto il contenuto per controllare se c'era l'arma. Gli altri agenti di polizia giudiziaria hanno toccato le borse? No. Questo è sicuro? Questo è sicuro, sì, perché per una serie di motivi mi sono trovato a toccarle soltanto io. Può rivolgere altre domande? Se può cortesemente citarci i motivi, non tutta la serie, ma qualcuno dei motivi per cui, essendoci 4 operatori e avendo sequestrato soltanto un agente, un'agendina plastificata, un'agenda di colore viola, un'agendina di colore verde e poi in un secondo momento 2 borse, come lei ha detto, cioè non nel primo momento, e qual è la serie di motivi per cui noi dovremmo credere, e siamo disposti a farlo, che soltanto lei ha toccato questa borsa? No, questa non è una domanda su un fatto. Sulla serie di motivi. Lei chiede una considerazione. Accetto, Presidente, con profondo rispetto. Volevo capire se interessa alla Corte sapere qual è la serie di motivi. Però lei chiede una considerazione al teste. No, qual è la serie di motivi? E l'ha fatta lui. Riformulo la domanda. Qual è la serie di motivi per cui noi dobbiamo credere? Ho visto quelle borse e ho cominciato a rivistarci io dentro. Prego? Ho visto quelle borse e le ho svuotate per vedere cosa c'era dentro. Oh, benissimo. Sono stato io, gli altri non le hanno toccate, basta. E gli altri che facevano? Stavano facendo la perquisizione. Tenga conto che... Ci può dire, ci può ricostruire. Con calma. Tenga conto che c'era una casa da controllare e di conseguenza gli altri avranno visto negli armadi, avranno visto in altri posti. Sì. Come capo pattuglia ho visto le 2 borse e ho cominciato a controllare quelle. Però non le ha portate via? Non le ho portate via perché non mi era stato richiesto. E perché ha portato via le altre cose che le era stato richiesto? Di Mi portare via gli altri era oggetti? stato detto di vedere se c'era documentazione, come vede sono state sequestrate delle rubriche che hanno il fine di individuare, diciamo, altre cose. E non ci poteva essere della documentazione nella borsa, non capisco. È stata svuotata per questo, anche per vedere se c'era documentazione da dover portare via. Quindi avete guardato nei libri anche se c'erano appunti, cose? Abbiamo guardato anche nei libri se c'erano appunti e se c'erano cose del genere, sì. Abbiamo o ha guardato lei? Abbiamo. Dopo, sui libri avete guardato insieme? Sui libri che stavano dentro le borse ci ho guardato io, perché bene o male una stanza ci si divide. E io avevo le 2 borse lì e me le sono controllate. Perciò voglio capire, però la materiale apprensione della borsa è solo sua, invece lei ricorda che i libri li hanno controllati tutti. Non ho detto non che ha detto così, Presidente, perché stiamo parlando di libri in generale. Io vorrei capire se si tratta di libri della casa o libri solo della borsa. Riepilogando, il teste ha riferito che i libri che erano contenuti nelle 2 borse li ha compulsati lui all'interno per verificare se c'era qualche foglietto o qualche altra cosa. Sì. Poi c'erano nell'abitazione altri libri. E questi altri libri sono stati visionati, controllati dai colleghi suoi, ispettore, Sì. e anche da lei? Non ricordo se ho controllato altro dopo le borse, se o mi sono occupato già di generalizzare il Pellegrini. Va bene. Poi, Volevo ricordare al teste quanto risulta da quella nota del 15 giugno che lei ha davanti a sé. Sì. Cioè, la seconda volta lei è andato insieme all'assistente Svezia, vero? Ce l'ha davanti, la nota, diciamo, tardivamente pervenuta su richiesta... No, Presidente, c'è opposizione, perché tardivamente? Pervenuta, ho detto. Beh, pervenuta sì, 15 io non metto in dubbio la data Tardivamente in relazione a che cosa? Formula completamente la domanda, perché non sono riuscito a capire il senso. Allora, se la Corte c'ha davanti questo...
Allora lui va con l'assistente, vuole sapere se è andato con l'assistente in Svezia per la seconda volta. È andato con l'assistente in Svezia la seconda volta quando effettuò il sequestro? Sto riconsultando un attimino l'annotazione e leggo che alle ore 2 circa, come da disposizioni superiori, sì, ho fatto nuovamente ingresso, rientro unitamente all'assistente in Svezia. Quindi la prima volta in 4, la seconda volta in 2. Sì. La seconda volta, anche soltanto lei ha avuto rapporti con questa borsa, lo ricorda bene? Io lo confermo, sì. Anche la seconda volta? Cioè l'assistente in Svezia che è venuto a fare? Dunque, avvocato, per favore. No, non è soltanto un poliziotto che si muovono in più persone. Sì. Quindi che no, ma volevo capire che altro ha fatto. Si fa accompagnare sempre da qualcuno in questi casi. Sì, volevo fare una domanda. La mia esperienza ormai quarantennale. La mia è più. Presidente, volevo fare una domanda, la riformulo in questo modo. Lei ha detto la prima volta si è fatto lo svuotamento, i libri li hanno controllati gli altri, io ho toccato solo io la borsa e va bene. Ora voglio sapere, la seconda volta lei non è andato più con altre 3 persone, è andato con l'assistente, non so come si chiama, Svezia, vero? Sì. Che ha fatto Svezia? Quale operazione ha fatto Svezia? Che lei ricorda? Portava la macchina. Siccome non bisognava più andare. Portava la macchina e assisteva, diciamo, all'atto, in quanto da solo non mi sembrava il caso. Io non entro nel merito del... Sì. Allora, prima guidava la macchina, poi l'ha accompagnato sopra e abbiamo... Lei ha ritirato le 2 borse, è sceso e siete ritornati in questura. Va bene. Mi spiego la domanda perché gliela facevo e poi concludiamo su questo punto. La domanda gliela facevo perché lei ha detto che 3 persone... C'è opposizione, Presidente, non può spiegare la domanda al testo. La riformulo. Stessa spiegazione. Prima gli altri si occupavano di altre parti della casa da ispezionare, da perquisire. La seconda volta quindi... Avvocato, no, per favore, qui intervengo io. È stato chiarissimo. La seconda volta sono andati a colpo sicuro perché fu detto loro detto, vai a prendere quella borsa di sequestrare le 2 borse in quanto l'ispettore aveva riferito che c'erano 2 borse. È così? Guardi, sì. Risponda, non guardi. Infatti. Deve rispondere alla Corte, deve convincere la Corte, non deve convincere gli avvocati. Va bene. E allora l'ultima domanda, poiché è scritto qui e lei cortesemente l'ha ripetuto, Presidente, come da disposizione superiore, forse la domanda l'ho già fatta, lei mi impedisce di ripeterla. No, siccome l'ultima non glielo impedisco. Da disposizione superiore, se sollecitando i suoi ricordi, può ricordare questa disposizione superiore noi a chi la dobbiamo attribuire? Perché vorremmo soddisfare questa... Ha risposto un funzionario o lo stesso dirigente? Sì. Conferma? Confermo. Può essere più preciso? No, non posso essere più preciso. Conferma di distanza e con tutti i funzionari. Aveva già dichiarato un funzionario o forse lo stesso dirigente. Aveva già detto così. Posso sapere qual è la pistola in sua dotazione? Prima facciamo questa domanda, avvocato. Lei va in giro armato? Sì, vado in giro armato. Sì. Dove la tiene la pistola? In fondina o diciamo sulla persona, comunque sulla persona. Sulla persona, una fondina a cellare o alla O quando sono in servizio sicuramente. E a questo punto risponde alla domanda dell'avvocato. Che pistola è? È una calibro 9. Beretta, bifilare. Beretta, bifilare. Difesa a scattone. Lei, oltre a questa operazione di perquisizione e sequestro a carico del dottor Ferraro, ricorda di aver svolto nell'ambito di questa indagine altre attività di perquisizione e sequestro? Nell'ambito di questa indagine ho fatto anche delle altre perquisizioni e sequestro. Ora, a cosa si riferisce non saprei. Ho fatto anche altre perquisizioni e altri sequestri. Mi dica lei quali erano queste ulteriori attività. Non può specificare la domanda, avvocato, facciamo prima e rendiamo una cosa utile ai fini del decidere. Allora, il mio interesse è orientato in particolar modo a sapere se sono state da lei svolte attività di perquisizione e sequestro presso gli ambienti relativi alla ditta Pultra. Sì, penso di sì.
all'inizio, in che data? Se vedo gli atti posso... Ecco, no, siccome non sapevo se lei aveva con lei anche documentazione relativa a questa fase delle indagini, le posso dire che il verbale è quello relativo all'11 maggio, verbale di perquisizione ex articolo 41 TULPS. Ricorda questo? Sì, ricordo che in quei giorni sono state fatte delle perquisizioni per quanto riguarda la Pultra. Ora, in particolare, l'atto a cui si riferisce lei non saprei. Se è possibile consultare gli atti. Te lo posso... Avvocato, io non è che voglio fare il fiscalista, o il fiscale. Giusto, scusi, se no ci fanno pagare di più. Ma nel suo capitolato di prova mi sembra che si legga ispettore capo Filippo Motta, il quale potrà riferire sull'indagine svolta in merito all'acquisizione di reperti durante le perquisizioni presso le abitazioni di Scattone e Ferraro. E lei sta chiedendo qualcosa di diverso. Quindi la domanda, penso, almeno la prima dovrebbe essere se ha eseguito perquisizioni presso l'abitazione di Scattone. No. Presidente, io ho fatto questa domanda perché ero sicuro di interpretare in maniera differente il capitolato da me sottoscritto. Abbiamo indicato i Motta, Pittueo, Franco e Solimene, i quali potranno riferire sulle indagini svolte in genere, nonché in merito all'acquisizione di reperti durante la perquisizione. Quindi un maius rispetto al minus costituito dalla perquisizione che poi riguarderebbe solo Pittueo e Franco svolta a casa di Scattone. È sulle indagini il capitolato sì, d'accordo, principale. Va bene, il concetto è molto lato. Comunque, risponda pure. Allora, lei fece queste perquisizioni? Sì. O una perquisizione? Deve aver fatto una perquisizione, però dovrei rivedere gli atti per ricordare. Eccola. È autorizzato a compulsare quella relazione, quel verbale. Grazie. Sì, ho fatto quella perquisizione ai locali della Pultra. Ci può dire sulla base di quali indicazioni avete ritenuto di dover svolgere questa attività investigativa? Cioè nell'ambito stesso del verbale in cui si parla del rinvenimento di una cartuccia a salve nei pressi dei locali della Pultra. Tenendo conto di questa planimetria, che è una planimetria che è stata acquisita agli atti, ci può mostrare dove si trovavano i locali della Pultra e dunque dove venne rinvenuto questo proiettile? I locali della Pultra si trovavano in pratica nelle immediate vicinanze dove era caduta Marta Russo. Ce lo può far vedere su quella planimetria per cortesia? Può mostrarlo alla Corte ovviamente. No, quello è il prospetto, la planimetria dall'alto la trova nella parte iniziale. Ecco. Era qua vicino alle scale che stanno di fronte, di fronte alla facoltà di fronte all'aula 6, nel palazzo di fronte dove sta l'aula 6. Quindi esattamente di fronte al luogo dove è caduta Marta Russo? Le immediate vicinanze proprio, dal lato in cui si trovava... Quanti metri? Non ricordo, erano pochi metri, comunque era una... Grazie. Senta, oltre a questo proiettile che venne trovato nel luogo che lei ci ha descritto, ricorda se nel corso... Era una cartuccia a salve, inesplosa. Inesplosa? Se non ricordo male. Inesplosa, sì. Ma percossa o non percossa?
risultava percossa da come dice sugli atti. Senta, le risulta che nell'ulteriore svolgimento di indagini a carico del personale della Pultra ed in particolare nel corso di quella perquisizione venne sequestrato anche altro materiale interessante? Tutto quanto riportato dagli atti, dovrei leggerli per ricordare, è passato un anno. Se la Corte l'autorizza può farlo. Sì, certo. Grazie. Sì, nell'ambito di quella perquisizione sono state sequestrate altre cose. Ricorda se venne sequestrato un tubo di ferro? Un tubo metallico di circa 30 centimetri, sì. Nel sequestro si indica quale poteva essere stato l'uso di quel tubo di ferro? Sì, è indicato. Può riferire? Il sequestro si rendeva necessario in quanto l'oggetto sembrava predisposto per fungere da silenziatore per armi da fuoco. Non ho altre domande, grazie. La parte civile. Avvocato Andreozzi, parte civile. Ispettore, mi scusi, quando lei è arrivato a casa Ferraro, sì, c'era nessuno? No, non c'era nessuno. L'imputato era presso i nostri uffici. E la chiave per l'entrata, lei prima ha detto che per la seconda volta... Anche la prima volta ce l'ha data. Questo non l'aveva detto. La presenza di questo vicino, Pellegrini Giampiero, che ha assistito alla perquisizione, l'indicazione di questo Pellegrini da chi è stata data? Perché potesse partecipare? Abbiamo bussato una serie di porte finché non ci ha aperto qualcuno. C'è una persona qualsiasi che stava nel pianerottolo e che si è, come possiamo dire, sollecitato, ha detto che era disponibile per assistere alla perquisizione? Abbiamo chiesto e si è reso disponibile. Si è reso disponibile. Cioè non era stato indicato da qualcuno in precedenza, per esempio da Ferraro? No. Che cosa cercavate esattamente quando vi è stata data indicazione di cercare qualche cosa di specifico? Armi e poi documentazione che potesse servire per il proseguo. Quando lei è tornato in questura, lei ha detto dopo l'1:15, grosso modo, di notte, ha riferito a qualcuno, oltre che le agende che aveva trovato e che poi sono state refertate come sequestrate successive in un secondo momento, della presenza di queste borse e se sì, per quale motivo specifico ha segnalato la presenza di queste borse? Guardi, in questo momento non ricordo, ma comunque il fatto stesso che mi è stato poi detto di andare a prendere le borse è perché probabilmente l'avrò detto a qualcuno specificando quello che avevo sequestrato e questo qualcuno mi ha detto di rientrare per prendere anche le borse. Questo qualcuno presumibilmente è quel funzionario di cui lei non funzionario o dirigente, ora non sa chi. Lei prima ha detto anche che ha capovolto, se ho capito bene, le borse per svuotarle. Sì. Esatto? Non ha rovistato nell'interno delle borse? No, non ho rovistato. Non ha rovistato. Non ha visto, ha guardato soltanto, le ha aperte? Sì, ci ho guardato dentro, tanto era possibile vederci e le ha lasciate lì. E le cose invece trovate nella borsa, mi pare che lei abbia detto dei libri, 1 o 2 libri e delle carte, o sbaglio? Ho detto che ci doveva stare qualcosa tipo dei libri e delle carte, ma non ricordo cosa c'era. Sempre lei e basta soltanto lei che ha esaminato questa documentazione svuotata? Quella documentazione penso di averla esaminata io, perché se c'avevo le borse quella. Sì, poi non ricordo se ho controllato altre cose, ma comunque quella documentazione penso di averla esaminata io. Ecco, l'ultima domanda è questa, però implicitamente ha già risposto, esaurita la fase, intanto la questione delle borse, lo svuotamento delle medesime e lasciarle lì per poi prelevarle in un secondo momento come ci ha descritto, lei però ha fatto anche altre cose nella casa. Guardi, durante una perquisizione, in considerazione che c'è stato da identificare diciamo, la persona presente, può essere che ho controllato altre cose, potrei non averle controllate in quanto mi sono dovuto interessare di vedere quello che stavamo sequestrando, così come di identificare appunto
il presente. Ho capito. Ma scusi, la casa del dottor Ferraro quanto è grande? Quanti vani ha? Se non ricordo male erano 2 vani e una cucina, due stanze e una cucina. Diciamo, Sì, 2 vani sì. e servizi. Sì, sì. Perciò relativamente piccola. Sì. Ha molti armadi, che so io, scrivanie, posti nei quali appunto effettuare ricerche, nel senso che lei ci ha spiegato prima. Non mi ricordo di preciso, posso dire che ricordo che c'erano tanti libri, tante riviste, però come era disposto... Scusi, questi libri e riviste erano in scaffali, in armadi oppure erano appoggiati non so dove? C'erano anche degli scaffali, ma più di tanto non... E voi avete esaminato anche, voi, lei e i suoi colleghi o i suoi colleghi, mentre lei faceva altre cose, anche nell'interno, in mezzo a questi libri, negli scaffali, eccetera? Sì, abbiamo esaminato anche i libri che stavano in mezzo agli scaffali, sono stati aperti, visti e controllati, diciamo. Ho capito, io non ho altre domande, grazie. E gli altri difensori di parte civile? Gli altri difensori? Senta, ispettore, Dica. l'automobile da voi utilizzata, Sì. che tipo di automobile era? Non saprei in questo momento. Sono delle auto normalmente utilizzate da noi, auto diciamo civili. Le 2 borse dove si trovavano? Si ricorda? Si trovavano sul sedile posteriore proprio. No. Quando lei è entrato nell'abitazione, le 2 borse dove si trovavano? Dovevano essere nella camera di Ferraro, penso. Di preciso. La camera da letto? Era un'unica camera per Ferraro e una per la sorella. Quindi. Appoggiati sul pavimento o su un tavolino? Se non ricordo male erano a terra, ma è un ricordo nulla di... non ricordo bene, diciamo, la posizione in cui si trovavano, probabilmente erano a terra. Quando lei raggiunge l'ufficio, si toglie la pistola dalla cintura o da... No, normalmente rimane in fondino, perché tanto rimane lì tutta la giornata. Tutta la giornata. E la cartuccia a salve, che calibro era? Dovrei rivedere un attimo gli atti. Sì, certo, controlli pure. Presumibilmente doveva essere un 8 mm. Quel presumibile perché diciamo di preciso non corrisponde diciamo. A quale calibro? 8 mm, il 22 è più o meno un 6 mm, sì. E 8 mm è una via di mezzo. Lei parlava di un tubo metallico. Sì. E accennava anche che poteva essere stato utilizzato come silenziatore. Sì, il motivo per cui fu sequestrato era la possibilità questa. Naturalmente non viene, diciamo, mi è stato detto di sequestrarlo in quanto poteva essere... Avete fatto degli accertamenti tecnici in proposito? Penso che siano stati fatti su quella... Con quale esito? Che io sappia negativo, poi penso negativo, non lo so. Non dica penso, ritengo. Ritengo in quanto... Sa se sono stati svolti accertamenti? Risponda sì o no se lo sa. In questo momento non saprei. Non mi tolga in mestiere, avvocato. In questo momento non saprei. Non sa se furono espletati questi accertamenti? Non lo so. Non lo so. Per quanto riguarda l'uso del tubo come silenziatore, si riferiva a quale calibro comunque? L'eventuale uso? Era un tubo abbastanza grosso, da quello che ricordo, per quale calibro non lo so. A noi ci è stato detto di sequestrarlo in quanto poteva essere stato utilizzato per questo. Va bene. Non ci sono altre domande? Sì, Presidente. Sì, prego. Volevo sapere una cosa. Il locale della Pulcra, dove sono state trovate questo calibro 8, ce li può descrivere un attimo? Cioè, come si accede? Come si arriva lì? È un locale che affaccia direttamente sulla strada? No. Ecco. È un locale sotterraneo sottoposto rispetto alla strada.
ci si accede tramite una porta metallica che dà sulla strada. Porta metallica, e poi quanto si cammina all'interno per arrivarci? Si scendono delle scale e c'è un pezzettino ancora da percorrere. Quanti pezzettino, che significa 1 metro, 10 metri? Quanto saranno meno una scala più altri 5-6 metri. E poi la porta dov'è? A destra o a sinistra? Percorrendo la scala si gira a destra e poi la porta dovrebbe essere sulla sinistra, da quello che ricordo. Quindi dal locale dove lei ha acceduto, sì, non c'è possibilità di comunicare via aria nei confronti della strada? No, nei locali utilizzati direttamente dalla Pultra non è possibile, cioè non ci stanno finestroni che danno su quella strada. Un'altra domanda, in che stato era di conservazione il bossolo inesploso? Come lei ha detto? Era leggermente arrugginito, da quello che ricordo io, dovrebbe esserci riportato anche su qualche verbale, con tracce di ossidazione, sì, riportato sul verbale di perquisizione. Materialmente lei ha prelevato il tubo, quello possibile come utilizzo come un silenziatore? Di sicuro posso dire che il proiettile è stato rinvenuto dal collega da Brienza. Per il tubo non saprei. Non ricordo, ma penso di non averlo preso io, che c'è stato qualcuno che sa questo tubo adesso dove si trova? È stato sequestrato, quindi penso che sia tra i reperti. Presidente, io chiederei, col consenso della Corte, che il tubo venisse, visto che si sta parlando di questo tubo oggi, fosse portato e fosse messo in condizione di essere visto dalla Corte di Assisi, per rendersi conto della impossibilità che lo stesso possa fungere da un silenziatore. Fa parte delle cose sequestrate, abbiamo il reperto relativo, ma possiamo disporre l'esame soltanto nella prossima udienza, perché non faremo in tempo oggi. No, prossima udienza, grazie. Sì. Allora la Corte dispone che per la prossima udienza sia messo a disposizione della Corte stessa il reperto costituito da tubo metallico di cui al verbale di perquisizione e sequestro in data? In data 11 maggio. 11 maggio 97. Il pubblico ministero provvederà a citare anche il dottor Bagnozzi se la Corte non ha obiezioni, e se la difesa neanche ha obiezioni, per l'esame più tecnico del tubo. Per quanto riguarda questo tubo? Esatto. Mi sembra che siamo tutti d'accordo, no? Pensavo, se non sia il caso, scusi Presidente, pazienza, adesso è una richiesta enorme. Pensavo su questa richiesta del PM, se non sia il caso, di mettere questo oggetto che ha una natura balistica a disposizione dei periti. Sì, ma dovremmo estendere l'incarico peritale. No, integrare l'incarico, perché si tratta di un oggetto balistico. Avvocato, intanto mettiamo a disposizione vostra anche questo tubo. Venerdì verifichiamo e, se è il caso, estendiamo l'incarico peritale. Benissimo, va bene. Scusi Presidente, posso approfittare per fare una istanza? Posso permettermi? La frase è questa: se è un tubo innocenti è inutile. Certo, è un catorcio, insomma. Sospetto. Scusi Presidente, posso fare prescinde dal test, però volevo fare una istanza. Possiamo mandare via il testimone intanto? Sì, non ha problema. No, una istanza relativa a queste cose che abbiamo detto. Io volevo chiedere. Via? Sì, per noi sì. Per me sì. Grazie ispettore, arrivederci. No, volevo chiedere, per completare questa indagine che abbiamo fatto, volevo chiedere che la Corte voglia acquisire i libretti di tiro relativi all'ispettore Granieri Pierluigi, al vice ispettore. I libretti di tiro, vede, sono tutti gli ispettori citati nel verbale di sequestro di questi oggetti. Si chiamano ispettore Granieri Pierluigi, vice ispettore Salierno Pasquale e assistente Svezia Alessandro, che figura tutte e due le volte, sia la prima volta che la seconda volta. Sono sicuro che saranno, diciamo che il libretto del Motta è il più recente, ma insomma comunque interessa ai fini dell'indagine avere i libretti di tutti. C'è opposizione, Presidente, perché non è rilevante al momento che oggi abbiamo sentito che le persone richieste dalla difesa non hanno toccato materialmente la borsa. Io chiederei che prima potesse comunque essere eventualmente risentiti, se vi sono dubbi su quello che ha detto oggi l'ispettore qui presente,
Se vi sono dubbi acquisiremo anche i libretti di tiro di persone, perché al momento non hanno toccato materialmente la borsa. La parte civile? E la parte civile voleva fare lo stesso rilievo, se ci opponiamo se ci si limita all'acquisizione della documentazione. Se si deve acquisire la documentazione è necessario sentire costoro a conferma o no di aver partecipato, avendo partecipato alla perquisizione, toccato le borse. Sì. Gli altri difensori? Diversificazione della richiesta, sentirli come testi, non solo acquisire i libretti, io sono perfettamente d'accordo. Ma sono stati indicati nella lista dei testimoni? No, perché ininfluenti. Dalle difese. Svezia. Svezia è indicato nella lista delle difese. Svezia rientra nell'elenco che lei ha letto? Se ci fosse come questi giorni non abbiamo neanche da fare, possiamo sentire subito per vedere Certo. Se ci fosse accordo fra tutte le parti, avvocato, pubblico ministero, signori, se ci fosse accordo fra voi tutti, nella prossima udienza, nella udienza successiva, potremmo sentire tutti questi funzionari di polizia giudiziaria. Non sono funzionari, scusi, è Agenti per una questione di polizia ah, ecco, no, giudiziaria, perché vice ispettori, sì, no, chiedo scusa per la capo è perché sovrintendenti. Va bene, queste persone che ha indicato la difesa Ferraro. vabbè, non abbiamo obiezioni sul punto. Per cui la Corte si riserva il Sulla- prosieguo per quanto riguarda l'acquisizione dei libretti di tiro. Sentiamo l'altro testimone. Presidente, chiedo scusa, sulla questione precedente un chiarimento. Il pubblico ministero ha fatto richiesta di citazione, se non ho capito male, del consulente tecnico ai fini di poter fare valutazioni, credo, sulla natura di questo oggetto repertato. Quindi sarà citato in udienza. Io ho chiesto l'autorizzazione a citare Bagnozzi per un semplice fatto, avvocato, per venerdì. Allora io volevo, in ordine a questa richiesta, un chiarimento e un'autorizzazione. Fa da sé che i consulenti vostri possono venire quel giorno. L'autorizzazione del nostro consulente Certo. per lo stesso giorno. Ma il dottor Vagnozzi è consulente del pubblico ministero o della parte civile? Avevo chiesto la parola perché... Aveva chiesto la parola l'avvocato Sì. Andreozzi perché? Perché il dottor Vagnozzi, che inizialmente è stato consulente del PM, quando per necessità l'ufficio del pubblico ministero ha dovuto limitare ad una persona il consulente sullo specifico fatto, il Vagnozzi è stato nominato consulente delle parti civili. Su perizia. Attualmente è consulente della parte civile. Su perizia. Sulla però. perizia. Però rimane consulente del PM sulla consulenza che ha effettuato prima. Esatto, avvocato. Per quanto riguarda la perizia è consulente della parte civile, per quanto riguarda il resto è consulente del pubblico ministero. Ma comunque adesso controlliamo, perché se è il caso noi estendiamo la perizia balistica anche in relazione a questo oggetto. Prima vediamo in cosa consiste questo oggetto. Sentiamo l'altro testimone. Innocente, non colpevole. Consapevole delle responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, il suo nome? Pittueo Giuseppe, La sua qualifica? vice ispettore, In servizio presso? presso l'8ª sezione della squadra mobile di Roma. Sì. Dunque lei ha effettuato la perquisizione nell'abitazione di Scattone? Sì. Ha sequestrato delle cose? Sì, ha sequestrato delle cose. Ci vuol dire che cosa, se ricorda? Sinceramente non ricordo. Tutte le cose non le ricordo. Ha sequestrato degli abiti? Allora, sì, degli abiti sì. La prima volta che siamo andati è stato il 15. La notte praticamente. Lei ha fatto degli atti a sua firma? Sì. Ecco, Presidente, visto che non ricorda... Potrei rileggerli perché non ricordo il tutto. Va bene. Sì, autorizza. Ce li ha gli atti appresso? No, li aveva l'altro mio collega che avete sentito prima. Motta. Un attimo che andiamo a recuperare. Con
Dunque lei ha fatto 2 perquisizioni, ha partecipato a 2 perquisizioni? Sì, una sul decreto il 18, giorni dopo. E l'altro? E l'altro la notte L'altra stessa. perquisizione quando? La notte stessa. Io sono alla scuola mobile, entrata in sala con l'aria condizionata, allucinante. Uso Relci con l'aria condizionata. No, 20, l'Angelo deve essere da frigorifero. Vedi che serviva che stava qua. Ho visto che serviva che stava qua. Sulla strada cosa non facciamo con Giannini che stava nel pezzo. Me l'ha preso un colpo. Sì, ha fatto no, negativo. Altro po'. Ma lei sapeva di essere stato citato Sì, per oggi? sì. E non ha sentito il dovere Sì, no. professionale di controllare gli atti per poter Sì. essere in grado di Sì. rispondere alle domande? Va bene. Vabbè. Allora, la notte del 15 abbiamo sequestrato praticamente delle giacche, come c'era stato detto, che abbiamo preso all'interno dell'armadio a casa di Scattone. Sì. Come erano queste giacche? Tutte insieme? Erano di colore scuro. Erano tutte insieme? Sì, erano tutte insieme, all'interno di un armadio. Senta, mi può spiegare perché le avete prese tutte quante insieme e non le avete separate una dall'altra? Perché erano messe vicino, di solito noi usiamo, quando andiamo a fare le perquisizioni, per prassi, metterle insieme, anche per non alterarle. Cioè, lei mi sta dicendo che le avete prese così come le avete trovate? Sì, come le abbiamo trovate, le abbiamo prese e le abbiamo messe all'interno di una busta, che abbiamo preso all'interno della casa proprio del... Non è stato quindi casuale, quindi lei le ha No, prese no, tutte no. insieme perché stavano tutte assieme? Sì. Così? Così. Gli è stato detto di cercare delle giacche in particolare? Sì, delle giacche di colore scuro. Colore scuro. Quindi come è avvenuto? Le avete prese tutte assieme e poi? Le abbiamo prese tutte insieme e poi praticamente abbiamo preso una busta all'interno dell'appartamento dopo che era lì e l'abbiamo messa all'interno della busta. La busta poi quindi l'avete richiusa? Sì, nel limite del possibile naturalmente. Nel limite del possibile. Poi questa busta che tragitto ha fatto? Niente, questa busta praticamente l'abbiamo portata via con noi direttamente. Sì, il tragitto, cioè mi interesserebbe la ricostruzione del repertamento. Gli abiti sono stati presi, poggiati dove? Allora, abbiamo poggiati all'interno della macchina durante tutto il tragitto. No, prima di essere repertati, cioè presi dall'armadio, poggiati Sì, dove? poggiati in terra, penso, sinceramente non ricordo. Però. Poi da lì messi in una busta? Sì. Sempre da lei? No, sinceramente no, gli abiti... Sì, allora, lei dice all'interno dell'appartamento? Sì, proprio stiamo ricostruendo Ah, fotogramma per proprio ricostruendo la fotogramma. serata. Allora, gli abiti, ha aperto l'armadio, ha preso gli abiti, no? Sì, no, non io personalmente però, gli abiti non li ho presi io. Ah, e lei cosa ha preso allora? Ricordarselo. Allora, guardi, quella sera abbiamo preso, poi mi ricordo, abbiamo preso 2 borse. Allora, io ho preso le borse che erano all'interno, mi sembra che era una tipo 24 ore, però entrambe le borse mi ricordo che erano vuote. L'unica cosa che ho preso io. Ah, lei ha preso Quella quindi le sera, borse sì. che erano vuote. Infatti, sì. Va bene, io non ho altre domande, Presidente. La difesa Ferraro. Vuole fare le domande? No. Difesa Scattone. Presidente, grazie.
diverse perquisizioni e 2 diversi sequestri. Parliamo della perquisizione e sequestro della notte dell'arresto, Sì. quindi siamo al 15 giugno. Ricorda a che ora vi siete recati nell'abitazione dello scattone in via dell'Elettronica numero 20? Sinceramente no, l'ora precisa no. Non è in grado di riferire sull'inizio delle operazioni? No. È autorizzato posso vedere un consultare secondo? Grazie. il verbale. Alle 2:05. Ecco, si ricorda per quanto tempo si è protratta la perquisizione, l'operazione a che ora si è conclusa? C'è scritto. Errore. Ho sbagliato io praticamente. Da mezzanotte e 10 alle ore 1:30. Quindi l'orario al quale faceva riferimento prima era quello di redazione dell'atto? Sì. Senta, quando siete arrivati, anzi, chiedo scusa, lei è andato a fare questa perquisizione e sequestro, era solo in compagnia di suoi colleghi? Ero in compagnia di altre persone. Siccome nel verbale di sequestro non risultano i nomi delle persone presenti, in realtà non risulta neanche il suo nome, parlo del verbale di sequestro. Risultano le firme però, no? Ecco, però risultano le firme. Ci potrebbe riferire Indicare le o persone? tramite le firme o tramite la sua diretta memoria guardi, di chi No, si no, tratta? no, me lo ricordo proprio personalmente. Cioè, eravamo. Comunque controlli il verbale così, Sì. e siamo sicuri che non sbaglierà. Tu quando ti hanno portato il verbale, gli oggetti non li hai visti? Hai firmato il verbale? Attraverso le senza firme. vedere gli oggetti? Identifico. Lucia e Pino Franco. Allora, eravamo l'ispettore capo Carmine De Lucia. Come scusi? Carmine De Lucia. Qual è la sua firma? La prima. Sì. Facciamo una cosa, avvocato, prima sentiamo i nomi e poi specifichiamo, se mai fosse necessario, quale firma è stata Va apposta bene. e dov'è la firma da lui apposta. È la cosa meno importante. Allora, Prego. Carmine Lucia, poi Poi c'era Lucia. un ispettore capo della Criminal Poll, Temperi. Nome? Sì, Temperi il cognome. Temperi, sì, ispettore capo penso. E poi c'era il vice sovrintendente Franco Giuseppe. Franco Giuseppe, che è stato convocato per oggi. Sta Sì, fuori? sì, in sala testa. Sì. Quindi eravate in 4? Sì. In 4. Ecco, sul verbale di sequestro, quindi mancherebbe la sua di firma, che sono solo 3. Sinceramente non lo ricordo adesso. Sì. 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 C'è un motivo per il quale lei non ha firmato? Forse è una mia dimenticanza, sinceramente, però era Comunque eravate 3 uomini e una donna. E una donna, sì. Questa era la sì, composizione. in posizione d'equipaggio. Non risulta peraltro, risulta all'inizio del verbale il nome del teste? No, c'è solo scritto: i sottoscritti ufficiali di PG seguono le firme. Sottoscritto. Poi lei ha svolto altre attività di perquisizione e sequestro, ne parleremo dopo. Quando siete giunti, lei con gli altri 3 colleghi, presso l'abitazione di via dell'Elettronica 20, Sì. avete trovato qualcuno in casa? All'interno dell'abitazione di Ferraro, No, di Scattone, no. Abbiamo chiamato il vicino di casa. Ricorda il nome di questa persona? Malservigi Alberto. Che cosa avete detto al Malservigi? Niente, praticamente dovevamo fare una perquisizione come facciamo di solito poi. E non essendoci nessuno abbiamo invitato a presenziare alla perquisizione. E il Malservigi ha consentito? Sì.
e quindi è iniziato l'atto di perquisizione orientato in particolare al sequestro di qualche oggetto, oppure voi dovevate liberamente apprendere qualsiasi cosa utile ai fini dell'indagine? Noi dovevamo... Noi praticamente avevamo avuto delle disposizioni da parte dei nostri funzionari che ci coordinavano. Risponda a noi, Ah sì, no, mi perdoni. No, praticamente ci hanno dato a disposizione di sequestrare alcune cose, tra cui c'erano appunto le giacche di colore scuro e questa valigetta, e più qualsiasi altra cosa che ci poteva essere utile a noi ai fini dell'indagine. Vi fu detto in particolare qual era la finalità dell'acquisizione di questi oggetti, che cosa si doveva fare di questi oggetti, nell'ambito dell'indagine che rilevanza avevano? Non vi fu data un'indicazione specifica? Indicazione specifica no, noi dipendiamo dai nostri funzionari, quindi quello che ci dicono di fare noi facciamo. Sì, infatti io volevo sapere cosa vi avevano detto di fare, era proprio questo. Di sequestrare quello che abbiamo preso. Senza nessun'altra indicazione? No. Era un sequestro come ogni altro sequestro? Sì, come ne facciamo tantissimi, perché certo, facendo questo tipo di lavoro ne facciamo tanti. Lei ha detto di aver sequestrato 2 giacche e anche 2 borse. Ricorda le giacche, ci ha detto dove le ha trovate? Sì, o meglio, chiedo scusa. Perché non l'ha sequestrata lui, abbiamo chiarito prima. Sì, esatto. Ove ricorda dove che altri le abbiano trovate. Fu lei invece, riferisce, a sequestrare personalmente, a rinvenire, diciamo, a sequestrare personalmente le borse. Ci può dire dove? La posizione? Dove erano poste le borse? Sì. Se lo cerca nel verbale di sequestro non lo troverà. No, sinceramente non lo ricordo. Comunque erano all'interno della camera dello scattone. Tutte e 2? Sì. Ci può dire se si trovavano in qualche luogo in particolare, se lo ricorda? È passato un anno, sinceramente il luogo particolare no. Noi si capisca meglio, questa casa quanti vani comprendeva? Era molto grande. Era molto grande? Sì. Quando lei dice la camera di scattone, si riferiva alla camera da letto? La camera da letto? Si riferisce alla camera da letto? Sì, la camera da letto, dove abbiamo trovato le cose. La camera da letto. I suoi vestiti praticamente. Dove c'erano i vestiti c'erano anche le borse? Sì. In quella stessa stanza? Sì, nella stessa stanza. Facendo uno sforzo di memoria, riesce a ricordare in quale punto di quella stanza si furono trovate le 2 borse? Se erano assieme, se erano una in un luogo e una in un altro? No. Erano nascoste queste borse? No. Riesce a ricordare la forma di queste borse, se si trattava di borse da avvocato, di una sacca, più o meno, di che cosa? Allora, una è una borsa di tipo 24 ore. Era una borsa rigida? Sì, mi sembra di sì. Un attimo. Sì. La borsa era vuota o conteneva documenti? Guardi, sinceramente non lo ricordo. La aprì per controllare se c'erano Chiedo scusa, ha documenti? già risposto il test sul punto, ha detto che erano vuote. Sicuramente erano vuote, sì. Non è per suggerire, ma mi pareva di aver sentito così prima. Sì. Allora, 2 erano le borse. Io volevo erano sapere... chiuse o aperte quando lei le controllò? No, ma Vediamo un po' se erano chiuse o aperte. Sì, no, ma la mia domanda era nel senso di sapere se era stato lui a controllare appunto, personalmente, se erano piene o vuote. vuote. Con questa domanda credo allora, a controllare le ho controllate io le borse. Alla questione. A controllare le ho controllate io. Sinceramente se erano piene o vuote non lo ricordo. Comunque vi posso dire, non so, non ricordo. Non lo ricordo. Senta, mi può dire l'altra borsa come era fatta? Perché la descrizione è estremamente generica, e per questo motivo, Presidente, che prima chiedevo di poter consultare eventuale materiale fotografico in atti. Purtroppo si tratta di materiale fotografico allegato a quell'incidente probatorio i cui atti sono stati prelevati integralmente dai periti.
Comunque, eventualmente chiederemo l'acquisizione dei reperti anche in questo caso. Guardi, allora praticamente l'altra borsa era una borsa in tela, era di colore blu e posso dire soltanto la marca, riferendomi al verbale di sequestro, sinceramente com'era fatta non lo ricordo. Non ricorda se era una sacca sportiva, se era uno zainetto, non è in grado di ricordare. No. Anche questa era vuota, non c'erano né indumenti né carte. Non lo ricordo, l'ho detto prima, poc'anzi. Non ricorda neppure se fu lei in questo caso a controllare personalmente? No, l'ho già detto, sono stato io a controllare questo. Io presumo che erano vuote, cioè quello che io ricordo erano vuote. Senta, lei indossava dei guanti nel corso di quella perquisizione? No. I suoi colleghi indossavano guanti? Che io ricordi no. Lei ha fatto un'annotazione di servizio in data 19 giugno. Ricorda il contenuto di quell'annotazione? Sì. Si riferiva al fatto che l'ultima volta che io avevo sparato. Ricorda qual era questa data? A marzo. Nel marzo del 1997. Lei nel periodo precedente a questa perquisizione aveva regolarmente svolto attività di servizio oppure Sì. era stato in ferie, era rimasto lontano dalla questura? Ho fatto dei giorni di ferie a maggio e basta. Quindi nel periodo immediatamente prossimo alla perquisizione lei era in regolare attività di servizio? Sì. Lei ha riferito sulla collocazione che avete dato agli indumenti. Mi può riferire adesso che collocazione venne data alle due borse? Come vennero riposte, se vennero riposte e comunque come vennero trasportate? Anche se all'interno di una busta. La busta venne prelevata nello stesso modo dell'altra? Sì, come usualmente facciamo in perquisizione. Gli oggetti poi, anzi, le due buste vennero messe all'interno della vostra autovettura? Sì. Lei sa a chi furono consegnate o fu lei personalmente all'arrivo in questura a consegnarle a qualcuno e a chi? All'ispettore, guardi, io ho consegnato, per quanto riguarda la perquisizione successiva, quella su delega, consegnai io personalmente le borse che sequestrammo quel giorno all'ispettore superiore Solimene. All'ispettore? Superiore Solimene, della Polizia Scientifica. Questo con riferimento al secondo sequestro? Sì. E con riferimento a questo primo? Non fu lei personalmente a consegnarle? Riferimento al primo dovrebbe essere stato sempre, penso, Franco. Certezza non ne ho. No, chiedo scusa, Franco aveva partecipato alla perquisizione e quindi lei non le consegnò all'ispettore Franco? No, Franco è un vicesovrintendente. Chiedo scusa. E allora Franco a chi poi successivamente le diede, se lo sa? Noi avevamo delle disposizioni impartite dai nostri funzionari che una volta rientrati in questura dovevamo immediatamente consegnare all'ispettore superiore Solimene. Ma ricorda se questo in quell'occasione avvenne? Fu presente alla consegna di questo reperto? No, di quello no, l'ho già detto, la seconda perquisizione Ecco, sì. siccome immagino che queste buste, da quello che ho capito, transitarono attraverso le sue mani personalmente. Sì. L'ultima volta che lei le ha viste, nelle mani di chi erano o in quale luogo si trovavano? Non fu lei a depositarle in un luogo in particolare? No. Quindi immagina, ritiene che le abbia potute consegnare qualcun altro? C'è opposizione sull'immagine e su ritiene, Presidente? No, vabbè, Lei comunque ha dato una risposta. Avvocato, noi però vorremmo sapere esattamente, siccome si parla di due perquisizioni... Adesso arriviamo alla Ecco, seconda, sì. volevo completare l'iter della prima. Allora, nel corso della prima perquisizione vengono sequestrati gli abiti e le due borse. Due giubbotti e due borse. Sì. Queste buste erano state in qualche modo sigillate con del nastro adesivo, chiuse con un laccio? Erano rimaste aperte?
Di solito noi possiamo chiuderle come possibile, non è che andiamo sul Per luogo quella volta della in disposizione. particolare ricorda qualche sistema? No. No. Senta, ricorda in quale luogo in particolare, perché poi chiederemo ai suoi colleghi sull'iter successivo, visto che lei non è in grado di riferire, ma in quale luogo in particolare lei per l'ultima volta ha visto queste 2 buste contenenti i 4 reperti? Quando siamo diventati in questura? E poi ne ha perso la traccia. Certo. È a conoscenza del momento in cui questi oggetti vennero repertati? Quella notte no. Ha saputo da altri del momento in cui vennero repertati, in modo che noi possiamo chiedere a chi di dovere quali furono le modalità del repertamento di questi oggetti? L'ho già detto, io posso riferire per quanto riguarda il 18, che li ho portati io direttamente. Veniamo alla seconda operazione. Quando è che avvenne la seconda operazione di perquisizione e sequestro? La seconda avvenne il 18. Quel giorno ricorda se c'era qualcuno in casa? Sì, c'era il papà di Scattone. Ricorda a che ora è iniziata e a che ora si è conclusa la perquisizione? Sì, un attimo. Come ha fatto la notazione? Non ce l'aveva, non vuole questo lo possiamo chiedere. Non la trovo. No, gli orari precisi non li ricordo. Dell'inizio e della fine. Ricorda in quell'occasione che cosa vi era stato detto di cercare e di sequestrare? Allora, oddio. Tutto il materiale che poteva servire ai fini delle indagini, sinceramente non ricordo le disposizioni che ci diedero i nostri funzionari. Ricorda allora su quali oggetti, su quali documenti eventualmente si concentrò la vostra attenzione? Penso come si fa di solito per poter ricostruire un attimino il soggetto, cioè che tipo può essere il soggetto. Abbiamo preso sempre